Sì, finalmente, lo stavamo aspettando, oramai è già un mese che siamo rientrati, però avere la possibilità di lavorare anche all'interno aiuta. Il locale senza porte, queste porte le vuole riaprire ai suoi ospiti che tra poche ore potranno tornare a sedere e gustare il tradizionale e cereberrimo caffè al Pedrocchi. Torna il servizio all'interno per bar e ristoranti, torna con il mese di giugno anche il servizio al bancone. Si potrà fare colazione al bar o pasticceria al bancone, quindi all'interno. Si potrà sempre all'interno andare a pranzare nei nostri bar o ristorantini preferiti o a cena in una pizzeria, in un ristorante, in una birreria, sempre all'interno. Quindi diciamo con il coprifuoco alle ore 23 e il distanziamento interpersonale di 4 persone al massimo sedute allo stesso tavolo, un piccolo passo avanti anche se con ancora qualche limitazione. Un sospiro di sollievo per un settore che da domani e solo in provincia di Padova vedrà aumentare il fatturato diretto di 1 milione di euro al giorno. Suddivisi nei 3.000 pubblici esercizi della nostra provincia. Per alcune attività si tratta della possibilità finalmente di poter riaprire perché fino ad oggi praticamente con l'obbligo di servizio solo all'esterno, non disponendo di spazi all'aperto, non potevano lavorare. Tutti in attesa del 7 giugno e dell'agognata zona bianca. Intanto il ritorno dei turisti in città è confermato anche dal direttore del Caffè Pedrocchi. Nelle ultime 2 settimane assolutamente sì, all'inizio hanno cominciato i padovani a frequentare la città, ma adesso ogni giorno di più, anche questo weekend, si comincia a sentire parlare straniero sempre un po' di più ai tavoli.